L'ultimo incontro che avevamo avuto era poco prima dell'estate, proprio per coordinare al meglio i nostri servizi alla grave marginalità e anche quelli che stavamo immaginando di sviluppare con i nuovi progetti, alcuni finanziati da PNRR, altri con altri fondi europei. Arrivava Caritas dove gli enti, i comuni oggi non riescono ad arrivare, un alleato importante non solo nel creare o completare i progetti, oggi anche quelli che portano il marchio PNRR, ma anche per risolvere i problemi che venivano segnalati ai comuni. Don Davide andava oltre lo stereotipo, ricorda l'assessore alle politiche giovanili e sociali Gloria Tessarolo, vedeva la persona prima di vedere il problema. L'accoglienza delle donne, la fatica delle famiglie e i padri separati. Definisce serrati l'assessore Tessarolo i confronti con lui sui fondi a disposizione e dove destinarli. Per capire quali tipo di, richieste arrivavano a Caritas e come, ad esempio, fossero diverse, le richieste che invece arrivano agli enti pubblici. In questi ultimissimi giorni, la settimana scorsa, ci eravamo sentiti per quanto riguarda come organizzazioni il Capodanno, dove le nostre strutture avrebbero accolto i volontari della Caritas, e ci eravamo sentiti e avevamo condiviso questo bel progetto, che a questo punto lo vivremo anche in suo onore, che era la messa della vigilia di Natale. Con la CEIS Don Davide stava lavorando alla messa di Natale, poi i progetti legati al reinserimento lavorativo, al microcredito per dare una seconda chance e dignità alle persone attraverso il lavoro. Domani la salma di Don Davide arriverà in cattedrale alle 10 del mattino. Alle 11 il vescovo Monsignor Michele Tomasi celebrerà il funerale. Antena 3 ci sarà e trasmetterà in diretta la funzione per consentire a tutti di accompagnare Don Davide nell'ultimo viaggio attraverso la preghiera. Fa piacere che sia voi, sia oggi che domani con la diretta, siate vicini a tutto questo territorio a testimoniare un grande uomo, ed è stato un segno nella nostra città.